te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù mio, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre del nostro Salvatore Gesù, Prega per noi, Sposa dello Spirito Santo, prega per noi, San Leopoldo, prega per noi. o Signore, per intercessione di San Leopoldo e sotto lo sguardo amorevole della Madonna Madre della Consolazione, dona ai malati oncologici guarigione, pace e serenità, sostienili nel corpo e nello spirito e riempi i loro cuori della tua speranza. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. In suffragio delle anime purganti, l'eterno riposo.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Accomodatevi un attimo, leggiamo un pochino le intenzioni. Ci sono tante richieste di preghiera, di suppliche per la guarigione dei malati, per la salute, anche i nostri nomi che portiamo nel nostro cuore e oggi mettiamo sull'altare qui alla Consolazione. Per la guarigione di tutte le famiglie, la guarigione psicologica, per le famiglie dei malati oncologici, per tutti i bambini, per Antonello che è ricoverato, chiediamo che il Signore tocchi la sua vita con la guarigione. Raffaele, Diego, Vanna, Concetta, Tiziana, Roberta, Ludmilla, Patrizia, Violetta, Rosa, Massimo, Simonetta, famiglia De Rosa, Luisa, Roberto, Antonia, Isabel, Gianluca e sua famiglia, Renzo, Trilla, Anna, Albarosa, Enzo, Eleonora, Maria Teresa, Sosta, Pietro. Ringraziamento a San Leopoldo per tutte le persone malate oncologiche e per tutti i presenti in questa messa, anche quelli da casa che si sono collegati attraverso internet, per gli amici e familiari dei malati oncologici, per la pace nel mondo, in onore di Maria che scioglie i nodi di San Leopoldo e di San Francesco, per i defunti Raffaellina, Tommaso, Emilio, Miriam, Paola, defunti della famiglia di Anna, Domenico, Lorenzo, Tonnino, Raffaele, Rita, Marisa, Adalgisa, Giovanni, Giuseppe, Matilde, Serafino, Lavinia, Giorgio, e anche per i nostri cari defunti che non sono stati nominati, ma noi ricordiamo i defunti delle nostre famiglie, i nostri amici, e chiediamo a San Leopoldo la salute e la pace. La sua intercessione in questa Santa Messa è proprio per i malati oncologici, i loro familiari, siamo anche noi familiari di malati oncologici, e per gli amici che sono sempre un sostegno molto grande a un malato. In piedi chiediamo perdono al Signore, anche se qualcuno volesse confessarsi, c'è Padre Enrico nel confessionale là in fondo, soltanto ricordatevi che bisogna parlare piano piano perché a volte si sente. E chiediamo la grazia del perdono alla Vergine Santissima che interceda per noi anche. Pertanto diciamo: confesso, o Dio Onnipotente, e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, Preghiamo. O Dio,
che conosci i pericoli che ci circondano e l'umana fragilità che ci inclina a cadere, donaci la salute del corpo e dello spirito, perché con il tuo aiuto possiamo superare i mali che ci affliggono a causa dei nostri peccati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto, conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. Dopo essere stato acclamato dalla folla,
Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i 12 verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: non sta forse scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del loro insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato. Rispose loro Gesù: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Parola del Signore. Oggi, questo venerdì, come è solito in questa Chiesa della Consolazione, noi preghiamo, supplichiamo l'intercessione di San Leopoldo, di Santa Maria della Consolazione, che diciamo la Vergine che scioglie i nodi, perché è sempre la Madre di Dio, come c'è la cappellina là in fondo, dedicata a questa devozione. E noi chiediamo proprio che vengano sciolti tanti nodi. Oggi, in questi giorni, stiamo ascoltando le lettere di San Pietro Apostolo. E in queste lettere c'è un momento quando lui o detta, o ha scritto, o qualcuno l'ha aiutato a scrivere queste lettere, che dice così, che la Chiesa è una fraternità, chiama una fratellanza, voi fratelli e sparsi per il mondo, dice così più o meno, per dire questa fraternità sparsa per il mondo. La Chiesa non è una democrazia, sappiamo, la Chiesa non è neanche una dittatura, un autoritarismo chiuso. La Chiesa è una fraternità, dove tutti noi siamo fratelli e sorelle gli uni agli altri. In questa fraternità, che siamo noi la Chiesa, oggi Pietro ci chiama a un'azione che è fondamentale perché questa fraternità si sostenga, sia sempre salda.
E questa azione che dobbiamo fare non per un obbligo, ma per una cosa buona nella nostra vita, è la preghiera. La preghiera. La preghiera personale, come dice lì, la preghiera intima, la preghiera che nasce da questa intimità con Gesù, perché Gesù è amico e Lui ci ha detto non vi chiamo servi, vi chiamo amici, e quindi con un amico come Gesù noi possiamo essere sempre sinceri e onesti e nella preghiera dire tutto a Lui. Non soltanto la preghiera che sappiamo a memoria, le preghiere che conosciamo, che abbiamo imparato dai nostri genitori, dai nonni, il Padre Nostro, l'Ave Maria, Salve Regina, Gloria, Credo, tante altre preghiere che sappiamo a memoria. Quelle sono importanti, certo, ma forse quella più essenziale ancora è la preghiera che nasce da un desiderio che abbiamo, da un rendimento di grazie, da un problema di salute, da una difficoltà. E anche possiamo pregare dicendo: Gesù, ho bisogno di parlare con te su questa cosa che mi sta succedendo, come un dialogo con Lui, non un monologo, nonostante noi non ascolteremo la sua voce, ma la sua presenza è eloquente. Anche quando noi parliamo con Lui, Lui ci contempla, Lui ci vede, e prima che chiedessimo qualcosa Lui sa già. Però questa preghiera molto intima. Noi possiamo iniziare la preghiera aprendo la Bibbia, per esempio, chiedendo lo Spirito Santo, dicendo: vieni Spirito Santo, aiutami a pregare, non posso far nulla senza di te. Quindi oggi questa fraternità, la liturgia, la prima lettura, ti chiama a questo dedicarsi alla preghiera. E poi ricordiamo che la prima comunità dei discepoli, dei cristiani, era una delle colonne, la preghiera, la carità, la koinonia, l'insegnamento degli apostoli, l'Eucaristia. Vedete, tutto gira intorno sempre alle azioni con Cristo Gesù. E dentro questa fraternità viene qualche consiglio che serve a me, a te, a noi tutti. Le nostre mormorazioni, quanto dobbiamo ancora crescere. Io mi metto anche io in questo, che a volte sono un po' brontolone, perché non è normale, però dobbiamo chiedere: Signore, cambia anche la mia vita, cambia il nostro modo di essere. Queste mormorazioni in famiglia, tra fratelli, tra sorelle, tra amici, la vita religiosa, tante cose, poi alla fine vediamo che non giova nulla, anzi causa dispiacere, causa tristezza. Non è una cosa buona, non è una cosa, diciamo, cristiana, perché la cosa cristiana è non mormorare, ma sopportare la vita di carità, no? Questa carità fervente, e noi ne abbiamo bisogno tutti noi, vescovi, religiosi, preti, tutti noi frati, tutti, anche voi. Siamo tutti insieme, come fraternità che è la Chiesa. Poi Pietro continua dicendo tante cose, che è tutto per tutelare questa fraternità, questa nostra vita di famiglia. Anche dentro casa possiamo dire che è una chiesa domestica, e questo si dice da secoli, che la vita di famiglia è una domus ecclesiae, è una chiesa domestica. Anche lì c'è una piccola fraternità. Poi c'è la grande fraternità come noi oggi qui riuniti. Poi andando un po' là, e concludo, viene il Vangelo che parla di questa casa di preghiera. Vedete, c'è la preghiera qui dentro, questa casa che siamo noi, dimora della Santissima Trinità che ci abita tutta. Quindi la preghiera mia personale, poi viene la mia casa, dice Gesù, che verrà chiamata casa di preghiera.
per tutte le generazioni, per tutte le nazioni. La preghiera allora comunitaria, la preghiera che è la Santa Messa per eccellenza, la preghiera completa, quella che ci dà Gesù nell'Eucaristia, la sua parola, nutrimento di vita, il ringraziamento per tutto quello che facciamo. E non dobbiamo fare da questa nostra casa di preghiera che è la Chiesa un covo di ladri, dice Gesù. È stato fortissimo il Signore, ha detto una grande verità, un covo di ladri, ma non soltanto pensate, vedi i preti, i vescovi, e noi tutti, i politici, i cattolici, fanno parte di questa casa di preghiera, di questa Chiesa. Anche noi a volte possiamo avere questa, fragilità grossa di rubare, per esempio, ma rubare non soltanto le cose materiali, anche quelle, rubare la felicità di qualcuno quando non mormoriamo, quando non siamo buone persone, rubare la gioia quando non incoraggiamo l'altro e siamo persone che mettiamo gli altri giù invece di portarli su, di dare una forza. Vedete, ci sono tante forme di rubare, tra virgolette. Non facciamo di questa casa di preghiera un covo di ladri, noi tutti, il clero, la gente, perché siamo questa fraternità, non siamo separati. La Chiesa sinodale di Papa Francesco diceva: siamo corresponsabili. Il Papa è responsabile per tutto, però noi siamo corresponsabili con Lui. Non lasciamo tutto a Lui, al vescovo, al parroco, ai frati, alle suore, facciamo insieme. Quindi non trasformiamo questa casa di preghiera spirituale, la Chiesa viva, che siamo noi, in una Chiesa che non è onesta, che non è sincera e che non è fraterna. Anche qui bisogna chiedere a San Leopoldo la grazia della guarigione del tumore, per questo stiamo qui pregando, ma anche guarire questa mancanza di fraternità che oggi tutta la liturgia ti dice. E concludo dicendo: perdonate sempre. Difficile perdonare sempre, ma è il compito più importante di un cristiano, perché perdonare è anche un atto di carità. Perdonare l'altro che mi ha fatto tanto male, mamma mia. Perdonare significa non dimenticare. Non dimentichiamo le offese, la sofferenza, ma perdonare è dire: nonostante tutto ti perdono, forse non possiamo più essere amici, perché Gesù non ha detto che dobbiamo essere amici, ha detto perdona quella persona. Poi se non va bene stare insieme, insomma, seguiamo le strade diverse, ce ne sono tante strade in questo mondo, però perdonare, non trattenere dentro quel veleno di non perdonare, perché più guadagna chi dà il perdono che quello che riceve. Perché quando dico ti perdono, va bene, ti perdono. Non ne parliamo più, lasciamo stare, tu vai con la tua vita, io con la mia, non ti voglio male nessuno. Forse non ti voglio bene ancora, ma non voglio nessun male a te. Desidero tutto il bene a te. Questo è perdonare. Chiediamo questa grazia oggi in questa Chiesa che viene chiamata casa di preghiera, Chiesa di fraternità. Seduti, prepariamo l'altare per il Signore. In questo altare, insieme al pane e al vino, mettiamo le nostre intenzioni, tutti quei nomi che sono stati scritti nel libro della novena di San Leopoldo, ricordiamo anche oggi in questa Santa Messa.
benedetto sei tu, Signore, dell'universo, della tua volontà, e non lasciamo che questo frutto della terra e dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché Frutto diventi della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, pane della nostra vita, cibo della quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, benedetto sei tu, lo Signore, spezzavi per i tuoi. Oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a te, un sacrificio gradito a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per i beni nostri e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, il sacrificio di lode per i benefici che ci hai elargito e ti chiediamo che i doni da te gratuitamente ricevuti diventino azione di grazia e gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E poi il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, i vescovi, i presbiteri e i diaconi. Ricordate anche dei nostri fratelli e sorelle che abbiamo ricordato all'inizio di questa Santa Messa e che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Sant'Antonio, San Leopoldo, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, Che togli i peccati
di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O O Signore, Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Hai dato un cibo a noi, Signore, gemme vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, buon pastore, sei stato guida in verità. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Alla tua messa così siamo, pieni di fede nel mistero. O Trinità, noi ti invochiamo, Cristo sia pace al mondo intero. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Preghiamo. O Padre, che ci hai ridonato come cibo spirituale il sacramento di salvezza del tuo Figlio, a te offerto in rendimento di grazie, confermaci con questo dono di forza e di gioia, perché possiamo servirti sempre più in santità di vita, sperimentare ancora nuovi benefici. Per Cristo nostro Signore. Amen. Facciamo la nostra supplica con San Leopoldo, poi anche la supplica a Maria che scioglie i nodi. Vi ricordate la statua della Vergine di Fatima che è stata incoronata dal Vescovo? L'abbiamo messa lì insieme a San Francesco, dove c'è la cappellina per quest'anno santo di San Francesco, insieme alla croce di San Damiano, anche se qualcuno vuole pregare Maria, la Madonna di Fatima, la statua è là. O San Leopoldo,
tu che hai sperimentato il dolore e la sofferenza, ti chiediamo di intercedere per tutti coloro che lottano contro il tumore. Prega per noi. San Leopoldo, prega per noi. Gesù, per l'intercessione di San Leopoldo, noi ti preghiamo di concedere forza interiore, coraggio, speranza, tanta fede, tanto amore a tutti i malati che sono in questa battaglia per vincere il tumore e riacquistare la salute. Ti preghiamo. San Leopoldo, prega per noi. San Leopoldo, Prega per noi. concedi loro la guarigione, la pace, la serenità e la consolazione di cui hanno bisogno. San Leopoldo, prega per noi. San Leopoldo, prega per noi. San Leopoldo, noi ti affidiamo i malati che sono anche qui in chiesa. Affidiamo tutti quelli che hanno chiesto la preghiera di salute e di guarigione. Ti affidiamo i loro familiari e tutti coloro che li assistono, affinché possano trovare conforto, speranza nei momenti di prova, perché come dicevi tu, San Leopoldo, Gesù è medico e medicina. San Leopoldo, prega per noi. San Leopoldo, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi ricordate che 13 giugno è il giorno di qual santo? Sant'Antonio abbiamo qui, quest'anno santo. La messa sarà sabato perché è il giorno di sabato. Sabato sera verrà ricordato Sant'Antonio, grande santo è lui, francescano, dei primi frati. Quindi chiediamo a Sant'Antonio in questo mese, prossima messa di Sant'Antonio, anche per tutti i malati. Adesso andiamo insieme, facciamo la nostra processione, ci rechiamo davanti alla statua di Maria che scioglie i nodi per continuare la nostra supplica. San Leopoldo, prega per noi. San Leopoldo, prega per noi. San Leopoldo, prega per noi. San Leopoldo, prega per noi.
madre che non ha mai abbandonato un figliolo che grida aiuto. O madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché esse sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. A te, Madre, mi affido e ripongo ogni mia sofferenza, certo che fra le tue braccia non sono più solo. Tu conosci la mia disperazione, il mio dolore e la mia speranza. Guidami nella mia vita, proteggimi dai pericoli, sorreggimi di fronte alle difficoltà e liberami da tutti i mali. Ave Maria, Ave, Ave Maria. Madre consolatrice, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita e mi rendono triste e mi allontanano dalla fede. O Madre della consolazione, sciogli i nodi presenti nell'anima, i nodi nei rapporti con i miei fratelli e il mio prossimo, i nodi che dentro di me gerano rancori e mancanza di armonia e pace. Sciogli i nodi presenti nella mia famiglia, che causano malumori e contrasti tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle. Sciogli i nodi presenti nel mio cuore, nella coscienza, i nodi delle malattie che affliggono il mio corpo e nella mia mente. Sostienimi nella prova e aiutami ad accettare il disegno che Dio ha della mia vita. Tu sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia della tua intercessione, presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio, ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei la consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Madre, intercedi presso Gesù affinché io e la mia famiglia abbiamo il nostro pane quotidiano e sostienici nelle fatiche che metto sotto la tua protezione. Accogli la mia richiesta, o Madre Santa, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che sciogli i nodi, prega per noi. Sia con voi. Un'altra benedizione adesso qui, dopo questa supplica che abbiamo fatto e abbiamo presentato i nodi che portiamo, la malattia forse o altre difficoltà della nostra vita. Chiediamo la benedizione, è quella che fa sciogliere i nodi, quella benedizione che viene da Gesù. Maria è la nostra madre che intercede per noi. Ma i miracoli chi fa è sempre Dio nostro Signore. Il Signore vi benedica,
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona serata a tutti. Grazie altrettanto. Sono stata